portiamo il capeo. Quando che abbiamo il capeo in testa siamo già a buon punto. È questo lo spirito con cui le penne nere vicentine si preparano a raggiungere Biella. Le ho fatte proprio tutte, anzi questa è la prima che loro fanno in questa maniera. Invece io ho fatto Parma, Bergamo, Bassano, Asiago, ne ho fatte tante a questi livelli. Gruppo del Villaggio del Sole Maddalene presenti una trentina. Caricano i camion e poi si parte alla volta di Biella con la speranza che l'adunata sia benedetta dal tempo favorevole e dal Papa. Stiamo qua preparando tutto quello che ci serve, stiamo facendo un po' l'inventario perché è sempre difficile portare via tutto, sicuramente qualcosa scorderemo come sempre. Comunque Quanti siete? siamo circa una trentina noi del nostro gruppo qui. E dopodiché per Biella speriamo che intanto il tempo ci conservi, speriamo che il Papa nuovo faccia delle belle cose e dopo chiaramente non ci aspetteremo, ma è quello dell'anno scorso, per l'anno scorso eravamo una montagna, questa volta saremo in meno, però la città è bella, siamo già stati, abbiamo già visto il posto e quindi gira di gira speriamo di fare una bella adunata. Noi anche l'anno scorso abbiamo anche qui, proprio qui al Villaggio del Sole, abbiamo avuto quasi 350 presenze, sia qui che nella sede che qua vedete da noi, e quindi automaticamente sono venuti a mangiare qui, abbiamo ospitato persone d'arte, infatti loro stanno contraccambiando quello che abbiamo fatto noi e ci hanno trovato fuori il posto a Biella, quindi penso che ci troveremo anche là quei gruppi che abbiamo fatto gemellaggio qua e tutto quello che c'è, quindi penso che tutto sommato speriamo che vada bene, speriamo sempre col tempo. Portiamo da Vicenza, andiamo a Biella, siamo ospiti su una struttura bella, importante, una palestra. Stiamo caricando l'attrezzatura, cioè tutta quanta la cucina, esatto, la cucina da campo, sì, frighi, o meglio frigo, tavoli, gazebi, tutto quanto. Abbiamo un po' di vettuaglie, patate, ci faremo spezzatini, gulas, abbiamo portato carne, salsicce, un po' di tutto. Cioè, adesso non mi viene in mente tutto quello che abbiamo caricato, comunque vedete che il camion è bello pieno e abbiamo ancora da finire di caricarlo. Che cosa non può mancare? Il vino, il classico vino nostro che va bevuto.